Ancora borseggi nella Marca e sempre ai danni degli anziani. Le vittime, quasi sempre persone in bicicletta che portano le borse nei cestelli anteriori delle due ruote. E basta un attimo al ladro di avvicinare l'obiettivo e dopo dileguarsi senza problemi. Questa volta ad essere borseggiata una 75enne di Arcade lungo via Europa. Stava tornando dal supermercato quando le si è avvicinata una persona che le è piombata addosso portandole via la borsa. La donna non ha potuto far altro che andare dai carabinieri e denunciare l'episodio. Il secondo borseggio invece è avvenuto a Paese, in via Pravato, poco dopo le 12. Presa la borsa, anche in questo caso pochi soldi e i documenti, il malvivente è scappato via. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Paese che ora indagano sull'episodio. Dopo i vari blitz avvenuti a Treviso, nella zona di Santa Bona, a Ponzano, 3 nell'arco di una settimana e a Villorba la scorsa settimana, ecco altri 2 episodi che si sono consumati ai danni di persone anziane. I carabinieri indagano, le ipotesi al vaglio sono diverse, potrebbe trattarsi di un ladro seriale o anche di una banda di borseggiatori distribuita sul territorio trevigiano che sceglie come vittime persone anziane che non hanno possibilità di inseguirli dopo il borseggio.